Bentornati Aquile a questa nuova puntata di Aquile Libere. Partiamo subito con il darvi i risultati delle vostre risposte alla domanda posta la settimana scorsa. Vi abbiamo chiesto se siete favorevoli alla creazione di due province autonome, quella del Friuli e quella di Trieste. Stanno andando ora in sovraimpressione i risultati appunto delle vostre risposte. Come vedete una netta maggioranza schiacciante per il sì, per essere favorevoli a queste due province autonome. Lancio ora la domanda di questa settimana che verte su un altro punto direi fondamentale del programma di Aquile del Friuli. Aquile da tempo propone la creazione di un corpo speciale di polizia regionale che sia formato da elementi già operanti nelle attuali forze di polizia regionalizzate con compiti di pattugliamento del territorio, prevenzione, dissuasione dei crimini. E dunque, siete favorevoli o contrari all'istituzione di un corpo di polizia regionale? Rispondete numerosi sui canali che ora vi stiamo dando, WhatsApp, SMS o mail. Adesso passo la linea al nostro caro amico Graziano che cura per Aquile Libere la rubrica BIOS, una rubrica incentrata sull'agricoltura in Friuli, un modo per spiegare l'agricoltura, per capirne le essenze, per aiutare i giovani anche ad avviarsi in questo nuovo tipo di attività. A te Graziano. Buona salute a tutti, anche stasera ci rivediamo ed è veramente un piacere poter dialogare con voi telespettatori, anche perché cominciano ad affluire delle domande. Abbiamo risposto l'altra volta e in questa settimana ci è arrivata una domanda diciamo anche interessante in cui mi è stato chiesto la mia opinione sugli OGM. È un'opinione diciamo che faccio fatica a darla, anche se è molto chiara, perché è stata una battaglia che mi ha coinvolto in questi ultimi 20 anni, esattamente 20 anni, in maniera diciamo molto forte, mi ha coinvolto anche fino a un livello di salute mio personale. In questi 20 anni mi sono trovato di fronte a personalità molto forti, quali quelle che conoscete dalla cronaca, Fidenato, Dalla Libera, che purtroppo ci ha lasciato in questi ultimi tempi, e di conseguenza ci siamo scontrati in Commissione Agricoltura, ci siamo scontrati in diverse opportunità. Ricordo nel giugno del 2010 una conferenza che ho fatto a Vivaro con una sala del comune strapiena, dove non ho attaccato loro, ho semplicemente cercato di portare dal punto di vista scientifico l'evidenza che gli OGM sarebbero stati semplicemente l'ultima legnata per finire nel fosso. E questo è stato recepito, ma per spiegarvi la mia posizione bisogna partire un po' più da lontano. Per dirvi qualcosa si può immaginare, posso darvi l'idea, quando ho parlato col mio medico di base, un ragazzo giovane che ha preso il posto di suo padre, e un giorno mi chiede, puoi spiegarmi in maniera veloce perché sei contrario? Visto che lui è medico, ho cercato di portarlo dal punto di vista medico. Gli ho chiesto, gli ho detto, noi abbiamo un DNA che conosce tutti i DNA dell'universo. Benissimo. Cosa può accadere quando incontra un DNA che non conosce? Come noi, quando abbiamo uno che non conosciamo, stiamo un po' attenti. Allora, nell'organismo adulto, sostanzialmente sul primo momento non accade nulla. Dopodiché i problemi vengono diciamo a sovrapporsi fino a che dopo un po' di anni puoi avere questi problemi. Nell'organismo diciamo molto più piccolo, giovane, soprattutto il bambino che nasce,
nascerà con una serie di problemi che sono legati ad allergie, a rifiuti diciamo dell'alimentazione e a tutti i processi che ne conseguono, per cui un indebolimento generale determinato da una situazione che è sconosciuta e che di conseguenza il nostro corpo non è in grado di recepire in maniera veloce. Ora, a questo punto la domanda è: OGM sì o OGM no? Io ho sempre detto di no, ma non perché li ho rifiutati a priori, ma perché, avendo avuto studiato e avendo lavorato anche su di loro, mi sono reso conto che è una tecnologia talmente sgangherata, ma talmente sgangherata che fa paura. Oltretutto è anche molto costosa. Si può fare in maniera diversa? Certamente. Noi abbiamo le piante oggi che sono molto deboli e di conseguenza abbiamo bisogno di portarle in evoluzione, tenendo conto anche che il processo anche di degrado determinato dall'inquinamento generale, diciamo così, dalla devitalizzazione dei terreni, dall'emissione di elettromagnetismo nell'aria, è una situazione in cui le piante non riescono ad essere all'altezza o sempre in grado di potersi difendere. Dunque abbiamo bisogno di intervenire. A questo punto bisogna capire che il DNA è come un'immensa tastiera di pianoforte. Abbiamo circa 30.000 tasti e a ogni tasto corrisponde una caratteristica ben precisa che la pianta ha come organismo vivente per potersi autoregolare. Se noi nell'attività di coltivazione mettiamo solo qualche tasto in funzione e gli altri li lasciamo dormire, perché non serve il tasto diciamo della resistenza alla siccità perché gli diamo acqua, non serve il tasto diciamo dell'allungamento delle radici, dell'esplorazione del terreno perché gli mettiamo i sali e i concimi, a questo punto la pianta diventa molto debole. Se tu invece hai la possibilità di tornare a svegliare la pianta, a risvegliare i geni latenti, quelli che sono in dormienza, a questo punto tu hai una pianta che è in grado di autoregolarsi in maniera molto più forte e autonoma. Questo lo spiega comunque anche il Liebig nel primo testo di chimica organica, dove spiega come un organismo vivente che è provvisto di questa forza vitale, dunque i legami del sistema organico che ha vita hanno una loro specificità, sanno cosa fare, in poche parole, tu nel momento stesso che le risvegli sei in grado di poter avere una pianta che è molto più adatta e molto più può seguirti in quello che è il processo produttivo che serve a te, ma anche all'adattamento a un processo esterno, estraneo e patologico che lo stiamo creando noi. E questo è un aspetto che non è da poco, perché gli OGM nascono proprio per dare diciamo, l'idea che dobbiamo difendere la pianta dai parassiti e dunque utilizzare meno pesticidi. Questo è un falso mito ed è totalmente sbagliato, perché la pianta ha, se vai in una situazione di malattia, ne ha 40.000 di malattie e dunque è quasi impossibile inseguirle tutte. Di conseguenza tu devi puntare invece a quello che è il rafforzamento vitale della pianta. Per fare questo è necessario avere un altro modello scientifico e che funziona perché l'abbiamo testato, che è quello appunto di utilizzare diciamo, il risveglio di questi geni. La prova che abbiamo fatto tra il 99 e il 2000, proprio in previsione che fossimo diciamo, invasi dagli OGM, era quella di creare dei semi che fossero in grado di respingere i pollini OGM. Questa prova che è stata fatta diciamo, dal nostro gruppo di lavoro è stata positiva. In pratica abbiamo insegnato a un seme di linea pura a difendersi da un polline OGM. In pratica è un meccanismo proteico, chiave serratura che si chiama, che in pratica se tu lo attivi il sistema scatta, la pianta si autofeconda come forma di autodifesa. Sul mais questo meccanismo diciamo, è uno dei tanti tasti bloccati. Perché? Perché la pianta è stata abituata a essere ibridata per aumentare le produzioni ed avere la possibilità di mantenerle sempre alte attraverso gli incroci molto veloci. Cosa succede? Che praticamente questi incroci facili e veloci hanno praticamente tolto tutte le difese della pianta ed è facilmente ibridabile. A sto punto invece tu, stimolando la sua capacità di autodifesa, lei ha rifiutato i pollini OGM e si è autofecondata.
si è creato qualche altro problema che doveva essere risolto anche con le selezioni massali molto più accurate, però il meccanismo è scattato. Questo ci ha fatto capire che l'immensa tastiera del DNA, questi 30.000 geni che sono più o meno conosciuti, hanno in sé tutte le caratteristiche per poter dare alla pianta la capacità di poterci accompagnare anche in un'epoca difficile come questa. Dunque gli OGM non sono necessari. Ecco il problema. Però purtroppo in questo momento qua, nel momento stesso che la scienza non ha altre modelli a disposizione, oppure non vuol pensare che ci siano altri modelli, è chiaro che la battaglia sugli OGM è fortemente sostenuta da questo modello scientifico e danno dell'antiscientifico a chi ha trovato altre strade che non sono costose, non sono onerose e non hanno rischio. Perché dico che non hanno rischio? Perché la genetica che ha creato le piante alimentari, che ha ingentilito 8.000 anni fa il grano, i cereali, la soia, le leguminose, è una tecnica semplicissima e si basava sui tempi di semina. I tempi di semina oggi in forma moderna li puoi fare utilizzando l'omeopatia applicata. In pratica tu dai questo messaggio attraverso i bagni di seme, li dai e anticipi quello che diciamo, la pianta dovrebbe assorbire o prendere dall'esterno attraverso i tempi di semina. È una tecnica diciamo abbastanza semplice, un po' complessa da spiegare, ma non è questo il compito nel tavolo né la maniera per potervelo dire, però funziona e ha funzionato talmente bene che in quegli anni lì siamo riusciti a portare a casa non solo l'autodifesa di un seme, abbiamo lavorato su un seme ibrido rosso e una pianta invece un seme di linea pura bianco, per cui abbiamo avuto sostanzialmente il seme rosso è entrato del 3% nel seme bianco, mentre il seme bianco è entrato nel seme rosso OGM per il 60%, per cui c'era anche in forma diciamo molto esplicita la capacità di, non solo di autodifesa ma anche di bonifica, di depurazione, di terapia verso il seme OGM. Ecco, questo è un po' il lavoro che abbiamo fatto, per cui spero di aver risposto al mio carissimo telespettatore, per cui gli OGM non sono la strada del futuro. E purtroppo questo è vero e dovrà essere sostenuto con molta forza da quanti hanno avuto la possibilità di poterlo dimostrare. Non è assolutamente antiscientifico la strada che si può perseguire anche uscendo da questo modello, diciamo, scientista. Spero di avervi dato una risposta. Io l'ho fatto, mi sono trovato bene, stiamo andando avanti e di conseguenza buona salute a tutti anche per stasera. Care Aquile, è tornato ad Aquile Libere Luigi Gambellini, presidente di Aquile dal Friul. Ciao Luigi, Ciao bentornato, bentornato. Appare poco, ma quando appare parla solo, come deve essere, di Friuli, naturalmente. Certo. Volevo, Luigi, porti una domanda particolare di grande attualità che ci riguarda strettamente a noi di Aquile dal Friuli soprattutto. L'intenzione, la volontà, chiamiamola come la vogliamo, di Trieste, di annettere, perché questo è il termine corretto, quella che è l'area del Goriziano, comunque quella che era la provincia di Gorizia a suo tempo, appunto alla zona metropolitana di Trieste. Come mai c'è questo interesse da parte di Trieste di attuare una cosa simile, secondo te? Sicuramente l'area metropolitana che si vorrebbe costruire, stante un pochino alle notizie di stampa o comunque quello che ci è un po' così apparso dagli interventi dei vari politici della giunta Fedriga, è di accorpare almeno Monfalcone, sembrerebbe anche Grado, alla futura città triestina,
perché lì c'è il porto e quindi c'è un introito importante per questa regione. Direi che probabilmente l'introito che si ha sul porto di Monfalcone è molto maggiore rispetto a quello di Trieste, e qui la dice lunga. Il motivo c'è, insomma. Certamente, ecco. quindi è economico. E poi se ci dovessimo addentrare a quella che era la proposta del senatore Russo a suo tempo sul collegio dell'Italicum, potrebbe venire l'appetito di mangiarsi anche tutta la costiera ed arrivare fino alla Tisana. Il che vorrebbe dire veramente togliere una parte importantissima del Friuli, toglierla al Friuli stesso per annetterla a un corpo estraneo come Trieste, perché nella storia Trieste ha sempre avuto una realtà sia economica e sia sociale e sempre ben distante da quello che invece ha avuto Pordenone, Udine e la stessa Gorizia, che poi fa parte del Friuli storico, e quindi è sicuramente una forzatura che, come abbiamo visto anche noi, Michele, nei vari banchetti che abbiamo fatto in queste settimane, la gente non accetta. Non lo vuole il friulano, diciamo, ma non lo vuole neanche il goriziano in specifico, proprio. Quindi chi abita nella provincia di Gorizia non è favorevole a questa ipotesi. E noi riteniamo che chi governa questa regione non possa prendere una decisione così importante al di sopra delle teste delle persone, soprattutto dei cittadini che hanno votato la Lega in particolare, la quale invece di essere riconoscente ai suoi elettori sembra appunto che se ne freghi, verbalmente parlando, e voglia procedere comunque in questa direzione. Noi, caro Michele, faremo di tutto come movimento autonomista, movimento friulano, Aquile del Friuli, appunto, per impedire o comunque per sollevare questa problematica. E poi anche per un altro motivo, perché c'è una legge dell'Unione Europea, poi recepita anche dall'Italia pochi anni fa, in cui si stabilisce una cosa molto precisa, cioè che una minoranza che si estende su un certo territorio non può essere frazionata, ovvero siccome diciamo così, la comunità friulanofona e comunque friulana si estende sulle ex province di Pordenone, di Udine e di Gorizia, questa legge dice sostanzialmente che non si può togliere un pezzo di questa provincia di Gorizia in questo caso per porla sotto un'altra città, ad esempio Trieste, e quindi facendo venir meno quella che è la continuità storica e geografica di questa comunità, di quella friulana in particolare. E quindi oltre che a fare un qualcosa di cui la gente, i stessi concittadini del Fedriga forse no perché è di Trieste, ma comunque i stessi corregionali di questa giunta non sono d'accordo, andiamo anche contro una legge recepita dallo Stato italiano che va a proteggere le comunità come la nostra, quella friulana. Certo, assolutamente. Io da piccolo giocavo a Risico, ma era un gioco in scatola. Da passare a gioco in scatola a un gioco che poi va sulla pelle della stragrande maggioranza degli abitanti di questa regione, che sicuramente sono contrari a questa ipotesi, sicuramente non si può fare, a maggior ragione se noi andiamo addirittura a scavalcare una legge a questo punto. Questa è una cosa gravissima, evidentemente c'è qualcuno che si può permettere di pensare questo. Io ti ringrazio, Gigi, e ultima cosa, programma di Aquile dal Friuli. Naturalmente abbiamo anche posto una domanda recentemente, sai, noi poniamo delle domande a cui invitiamo i nostri amici a casa a dare delle risposte favorevoli o contrarie. Abbiamo posto una domanda poco tempo fa sulla creazione di 2 province autonome in Friuli, denominate Friuli, che raggruppa la zona storica geografica friulana, e Trieste dall'altra parte. Abbiamo avuto una netta maggioranza di risposte favorevoli, cioè di persone che sarebbero anche favorevoli a questo tipo di idea. Il programma di Aquile dal Friuli si basa su questo pilastro fondamentale. Certo. Lo porteremo avanti, come tu hai appena detto, appunto, faremo in modo che si possa attuare in contrasto a questa idea di Trieste. Assolutamente, sì, Michele, hai ragione. E questo punto direi che è forse il punto numero 1 del nostro programma, perché è importante dare dignità al territorio regionale che appartiene, che costituisce poi in questo caso il Friuli storico, quindi Pordenone, Udine e Gorizia, intese come province. E proprio anche per differenziare quello che è la storia e quello che è l'economia tra il Friuli e Trieste, per dare opportunità a entrambe le aree quindi di sviluppare una propria, diciamo, legislazione che favorisca quelli che sono i core business reciproci propri di ogni area.
quindi magari Trieste è orientata più sul discorso del porto, sicuramente Friuli invece ha un orientamento che il porto, magari per la marina, per la bassa friulana, ma abbiamo anche la montagna, abbiamo l'industria, abbiamo tantissimi settori che sono inerenti più a un discorso di entroterra. Quindi l'opportunità che dà la divisione di questa regione in 2 province autonome separate, che sia politicamente che economicamente si autogestiscono, è un'opportunità importante per poterle sviluppare entrambe senza far uno sgambetto né politico né economico a nessuna delle due, senza sprecare risorse, anzi ottimizzandole. Invece di avere tante piccole provincelle, come ha detto qualcuno, che sono le UTI, senza averne 4 come avevamo prima, facciamone 2, facciamole bene, risparmiamo e potenziamo quelle che sono l'economia di scala di queste 2 aree. Vorrei anche sottolineare a questo proposito come le 2 entità, Friuli e Trieste, siano differenti, e in merito a questo, oltre che segnalare ovviamente ai nostri telespettatori l'opportunità di poter scaricare il programma sia in italiano che in friulano dal nostro sito web Aquila del Friuli o aquiledalfriul.org, in entrambe le diciture, c'è la possibilità anche di scaricare dal nostro sito 2 documenti molto interessanti, uno che riguarda è un volantino sintetico in cui raggruppiamo in una paginetta quelli che sono i nostri obiettivi, tra cui questo che abbiamo appena elencato, e l'altro invece è un regalo, un omaggio che tramite un nostro caro amico storico che ci ha dato questa opportunità possiamo dare ai nostri telespettatori. È liberamente scaricabile dal nostro sito il calendario dei santi friulani. Lì trovate delle curiosità veramente interessanti su quello che è anche l'aspetto religioso, collegato molte volte poi a dei fatti di vita civile, di politica, e si mette in evidenza come effettivamente anche nell'ambito religioso c'è una netta divisione fra quello che è Trieste e quello che è invece il resto del Friuli. Vi consiglio di scaricare questi 2 documenti, vale veramente la pena, sono molto importanti. Care Aquile, abbiamo avuto qui ospite Luigi Gambellini, presidente di Aquile dal Friul. Ti invito, Luigi, a tornare a trovarci presto, perché sono argomentazioni essenziali ma fondamentali. Quindi torna a trovarci presto, ti ringrazio di nuovo e sempre Forza Friuli. Assolutamente, grazie a tutti e mandi.